I finanzieri del comando provinciale di Caltanissetta, nell'ambito di una vasta azione tesa al contrasto del traffico di stupefacenti su tutto il territorio nazionale, hanno intercettato e tratto in arresto 2 soggetti operanti nella provincia di Napoli, sorpresi all'interno di un laboratorio dedicato al confezionamento e alla spedizione di pacche con all'interno ingenti quantitativi di droga destinate all'intera penisola. L'attività svolta in sinergia delle Fiamme Gialle del gruppo del capoluogo nisseno e della sezione Goa del nucleo polizia economico-finanziaria di Caltanissetta trae origine dalla valorizzazione degli elementi acquisiti in occasione di un precedente sequestro avvenuto nel mese di settembre sempre nel territorio nisseno, dal quale è stato possibile sviluppare una complessa indagine finalizzata all'individuazione dell'intera filiera illecita la cui cabina di regia era attiva a Napoli. Gli approfondimenti investigativi consentivano di risalire a 2 responsabili, quali a mezzo piattaforma social pubblicizzavano e rifornivano i clienti attraverso spedizioni postali o corrieri di sostanze di vario tipo, quali cocaina, hashish e marijuana. Gli indagati su direttiva dell'autorità giudiziaria partenopea sono stati tratti in arresto e trasferiti in carcere. Lo stupefacente sequestrato, il cui valore di realizzo nelle piazze di spaccio ammonta a oltre 100.000 euro, unitamente ai macchinari utilizzati per il confezionamento, nonché una pistola a salve sprovvista di tappo rosso e relativo munizionamento, sono stati sottoposti a sequestro. I successivi accertamenti economici e finanziari effettuati sui responsabili, anche mediante l'analisi puntuale di oltre 4.000 spedizioni fatte e la valorizzazione delle risultanze emerse dai conti correnti bancari, hanno consentito di acclarare un articolato meccanismo di vendita di sostanze illecite sul territorio nazionale attivi sin dal 2024, con profitti per oltre 2 milioni di euro. Sono stati inoltre estratti i dati dei circa 500 destinatari dei pacchi in tutto il territorio nazionale, i cui nominativi messi a disposizione dei reparti dei corpi competenti per il territorio per la compiuta identificazione e l'avvio di autonome iniziative investigative. Si rappresenta che i 2 imputati per i reati a essi iscritti, ferma restando la presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva, sono stati condannati con rito abbreviato alla pena di 4 anni di reclusione e 14.000 euro di multa. Il servizio di oggi nasce dall'attività che il gruppo di Caltanissetta e il nucleo di polizia economico-finanziaria di Caltanissetta svolgono giornalmente come controllo economico del territorio. Questo ci ha consentito di partire dall'arrivo, la vendita di stupefacenti attraverso soprattutto spedizioni commerciali, risalire questa filiera ed arrivare a quello che era un po' l'hub, la piattaforma di vendita e di invio di sostanze stupefacenti, che faceva capo a dei soggetti napoletani. Questa attività ci ha consentito, soprattutto come Guardia di Finanza, in collaborazione anche con i colleghi di Napoli, di arrivare a identificare le finanze del gruppo e quindi a poter giungere al reperimento delle risorse provenienti dal traffico di droga.